notte, si può dire. Poche ore fa amici di Torino mi hanno chiamato perché c'è stato un terremoto di magnitudo 3.1 tra Pinerolo e Sestriere. Il terremoto, diciamo, non è in centro di Torino, quindi più o meno Pinerolo si trova più o meno sui 40 km lontano da Torino, quindi non a Torino centro in effetti. Pinerolo è provincia, diciamo, e diciamo che è stato molto sentito dai miei amici, in effetti è stata avvertita dalla popolazione e diciamo, la profondità è stata molto, diciamo, leggera, quindi è stata molto, diciamo, sentita dai ragazzi. Difatti parecchie persone sono scese giù dalla casa. 3.1 a Pinerolo. Mi hanno su 3.1 era. Però l'epicentro era mi pare 8 km, quindi perciò è stata sentita in effetti. Su WhatsApp degli amici me l'hanno scritto che c'è stato il terremoto lì, quindi 3.1 no, è perché siccome era molto, diciamo, non era profondo, quindi diciamo è stata sentita, quindi in effetti è la cosa. È stata a 16 km. No, io a Pinerolo, Sestier, diciamo Rosta, Collegno, un sacco di amici, quindi stavo su WhatsApp, stavo scrivendo e mi hanno mandato un messaggio: Peppe, qua ha fatto il terremoto, poco fa siamo scesi in strada, queste cose così. Gli ho detto, ragazzi, ho detto, semmai dopo faccio video, sanno che faccio i video, ho detto dopo semmai aggiorno la notizia. Ho detto qualcosa in più, però poi è stata solo quella scossa lì, non ce ne sono state più. Quindi ho aspettato un po' prima, diciamo, di dare la notizia, in effetti, perché il terremoto è stato verso le 7:30, capì? Sì, ma è strano, a Torino di solito, come dicono loro, diciamo, è raro un terremoto. Oh mamma mia, allora è di Fierro. Capite ragazzi? Quindi in effetti gli amici di Torino sono scappati in effetti, quindi mi hanno contattato, mi hanno detto guarda che qui c'è stato il terremoto, così così. Mentre gli altri amici a Torino, a Pinerolo, diciamo una provincia di Torino in effetti, e a una quarantina di chilometri da, diciamo, da Torino centro. Sì, quello in effetti sì, è tra Pinerolo e Sestriere. Non so se conoscete la zona più o meno, comunque è questa zona qui, in provincia in effetti. Diciamo Pinerolo, poi ci sta Giaveno, ci sta Alpignano, c'è Venaria, chi conosce Torino lo sa. Quindi in effetti è strano perché a Torino, ragazzi, i torinesi non sono abituati, quindi è strana la situazione. Comunque di strano oramai non ci sta più nulla, quindi non ci meravigliamo se... Sì, sì, a Torino difatti, guarda, io sono stato 5 anni a lavorare, non ho mai sentito un terremoto, credimi. Sì, ma guarda, io a Torino 5 anni di lavoro, non ho mai sentito una scossa di terremoto. Vabbè, ai Campi Flegrei ragazzi non è più una novità oramai come sull'Etna, diciamo, quindi... No Roberto, io non faccio di un buon fascio, no, solo che io non parlo di cose personali sul coso, ho detto solo che ero andato a fare un servizio personale e basta. Quella è la cosa che voglio dire. Non è che mi devo mettere a spiegare cosa era o cosa, queste sono cose private. Ho detto solo ragazzi, avevo un servizio da fare, diciamo, in tribunale e così. No, però per fortuna non c'è stato nessun danno, quindi è stato solo un po' di paura, per i ragazzi.
perché gli altri ragazzi sono partiti per la Finlandia proprio stamattina, gli altri amici miei, che anche io dovevo andare, però non sono andato quest'anno in Finlandia. Quindi gli altri amici stanno in Finlandia, in effetti già oggi avevano montato il banco e stanno esattamente a Savollino per una fiera, uno street food. Quindi gli altri amici che stanno a fare fiere al nord stavano in questa zona a fare fiere in effetti. Quindi perciò su WhatsApp mi sente e quindi mi hanno detto oh guarda qua il terremoto. Però è strano, eh. No, ma guarda, loro non sono tanto abituati forse con i terremoti perché di solito noi abbiamo frequentato la mole come sta nel video qui, ma poi Piazza Castello, i Murazzi, ma guarda, 5 anni sono stato lì e ti posso assicurare che non ho mai sentito minima Carmagnola, ma sono stato ovunque a Torino, il Piemonte lo conosco come Salerno, come le mie tasche. Quindi mai una scossa, ho fatto la Carmagnola alla Sagra dei Peperoni, là ci sta la Sagra dei Peperoni a Carmagnola, al Pignano, ma conosco tutta Torino, Cuneo, ma tutta la conosco, guarda. Però non ho mai sentito terremoti, ecco, in queste zone qui, diciamo, difficile. Però c'è stato in effetti, perché poi sono andato a controllare, è di 3.1, sì. Ciao Antonio, ciao. Quindi... Sì, sì, è molto strano, quello dicono i ragazzi, non è normale dire un terremoto a Torino, sperando che poi ho detto fate attenzione nella notte, state con un occhio aperto e uno chiuso, dico. E quindi in effetti ho detto fate attenzione, se è qualcosa mettetevi sotto i stand della porta, non scendete le scale perché giustamente se fa un terremoto e scendi le scale è proprio l'ultima cosa che devi fare. Ciao Alessandro, perché le scale sono quelle che cadono di più. Diciamo, prendere l'ascensore, scendere le scale, se fa un terremoto sono cose proprio che vanno evitate. Meglio mettersi su sotto un muro portante e che Dio ce la mandi sempre buona. Ma scendere le scale è pericoloso. Perlomeno credo che è così. Vabbè che gli edifici a Torino sono molto resistenti, le case sono fatti bene, quindi non credo che ci siano problemi. Sono tutte belle toste, come dico io. Quindi ragazzi vi auguro una buona notte. Avevo questa notizia che mi hanno dato i ragazzi adesso da Torino che stanno facendo la fiera. E ho detto mo faccio una diretta, ho detto male che va la vedono domani, ma già l'avete visto mo. Quindi ho aggiornato la situazione. Per quanto riguarda invece in Francia il maltempo ancora non si sa nulla, quindi ancora non ho potuto fare diciamo un aggiornamento che forse farò domani perché ho provato a girare a vedere il maltempo in Francia, avevo fatto dei ragazzi che hanno preso il fulmine, però non ci sono notizie di nessun genere. Ho provato pure a chiamare un amico in Francia che parla l'italiano bene, che diciamo fa fiere con noi, però sa quello che so io, quindi inutile, se sai qualcosa me lo fai sapere. Quindi ragazzi, buonanotte e ci sentiamo domani. Abbiamo fatto l'ultimo video della notte, quindi chiudiamo la giornata con un terremoto a Pinerolo. Ciao, buonanotte ragazzi.